Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, perdonate un po' la mia faccia stanca, ma come lo si vede ho dormito pochissimo stanotte, anzi quasi niente. Purtroppo non è bello ricevere dei commenti negativi dalle persone che magari non hanno capito il mio messaggio, hanno preso come una sorta di sfida oppure di paragone tra me e Nino D'Angelo. Questo paragone non esiste, non c'è sta, perché sarei solo una pazza a mettermi in paragone con un colosso della musica napoletana. Però mi sono sentita in dovere di difendere la mia categoria, anche perché io faccio questo lavoro con tanto di professione, con tanto di sacrificio, e come me tantissimi colleghi miei, che magari qualcuno sia stato zitto solo per il semplice fatto che non so mettere contro a Nino D'Angelo, ma a me sinceramente non mi fa paura. Una sola persona mi fa paura in David, e Gesù Cristo, che ci manda in allerta a tutto quanto. Vabbè, detto questo, chi conosce me al 100% sa per certo che il mio è stato solo un difendermi e non un attacco personale alla persona. Sono rimasta molto delusa da quest'uomo che io reputo che per me sia il mio grande idolo. Gli ho dedicato un intero album discografico fatto veramente con il cuore, con tanta professionalità, un album suonato con l'orchestra, con archi dal vivo, e non è stato capito il mio pensiero. Magari è stato preso come una sorta di sfida, ma non è così, perché io sono cresciuta ammirando i film di Nino D'Angelo, ascoltando le canzoni, ogni giorno canto le sue canzoni, ancora oggi. Dicevo, però non è stato capito il messaggio. Magari non voglio polemizzare, perché sinceramente sono stanca. Ho cancellato tutti i miei post per il semplice fatto che non voglio leggere i vostri commenti assurdi, anche perché comunque mi avete offeso di parecchio e credo di non meritare tutte queste offese, anche perché sono un'artista napoletana che si mette sempre a disposizione del popolo, sempre, perché il popolo va sempre rispettato, in primis, prima di tutto. È un popolo che dà iz, è un popolo che ti fa scendere. Quindi io so per certo, se oggi sono una cantante conosciuta, stimata, e grazie al popolo, quindi io vi rispetterò sempre. Ho chiamato capre e ignoranti le persone che mi hanno attaccato offendendomi proprio nel personale. Ovviamente non era riferito alle persone che hanno commentato, magari pure venendomi contro, però avendo rispetto e educazione. Quindi ragazzi, stavo dicendo, perdonatemi, ma se tolta la connessione del telefono, non so, sta del telefono in tilt, dicevo, il mio commento, cioè il mio stato, innanzitutto ci tengo a precisare che se ho cancellato tutti i post è proprio per il semplice fatto per non leggervi più delle cavolate che state scrivendo, sinceramente, perché io volevo essere persona a tutto quanto, poi chiappa faccia e faccia a tutto quanto. Allora, essendo che io non sono un leone da tastiera, ma sono un leone in David, in realtà, e volesse avere faccia e faccia a tutto quanto, ma appunto per rispondergli in modo a dovere, avete capito? Anche perché comunque chi commenta poi, tra l'altro, sono persone incompetenti della musica, non capiscono niente di musica, e quindi ecco poi il perché non hanno percepito il mio messaggio. Essendo che fortunatamente mi reputo una professionista di musica, ne capisco, a prescindere che sono 10 canto dalla pancia di mia mamma, si può dire. Sono una che fortunatamente capisce la musica, ha studiato e ancora oggi studia a distanza di 10 anni. Quindi mi reputo che comunque sono all'altezza di poter dire la mia sul mio settore, attenzione, perché io in Davide faccio la cantante, faccio l'artista, quindi mi sento in dovere di parlare. Ci tengo ancora a ribadire che riguardo al signor D'Angelo, evidentemente con me tenono poco nervo, tenono poca scadrina dall'occhio. Con me personalmente mi sento offesa proprio per la categoria di cui rappresento, perché ho parlato a nome di tutti, non solo a nome mio, anche se magari c'è stato qualche mio collega che ha fatto l'occhino, magari, oppure altri che hanno preferito non commentare, magari hanno scritto un post, si parli, oppure è meglio che non o parli per me, o è meglio magari non parlare proprio, perché mettere un post e dire si parli a meglio parole che le canzoni non si dice, oppure
meglio che non parlo, meglio che mi sto zitta, appunto è meglio che stai zitta, che sto è meglio che non parlo proprio, perché su Ninno D'Angelo ci sarebbero tante cose da dire. Se a me mi facete un prelievo sangue da Angeliana Doc, vi ripeto, sono una che piange per Nino D'Angelo, sono una che, ma forse magari proprio per questo sono stata delusa e sono incattivita, però va bene così, io voglio più niente e sinceramente mi fa pure schifo leggere determinate cose. Sono una che non nega le sue origini, sono felice di cantare sotto i balconi delle persone, sono felice di cantare in dei trattorie, sono felice che andare a Zeppoli Panzarot, perché quello è il popolo che mi ama e che mi adora, e quello va rispettato, anche perché poi in realtà sono uno in loro, voglio dire, io sono l'amica di tutti, la ragazza della porta accanto, non mangio mai lusingate in David, ancora oggi ho le mie paure, anche se dicono mamma mia come si brava, che bella voce che tiene, oppure vediamo i numeri dei social, le visualizzazioni, le feste che faccio, no, io sono sempre uno che si mette paura, perché ammetto di avere una voce carina, sono bravina, ma non sono un mostro sacro. E di questo io ovviamente ne tengo atto. Però per favore, vi prego, smettetela, basta. Io ho difeso solo la mia categoria, non era una cosa per mettermi a paragone con Nino D'Angelo, non mi sarei mai permessa e mai lo farò. Non mangio mai mi sa paragone con nessuno, sia per i più grandi di me che per i più piccoli. Non ho mai fatto distinzioni, e tutte queste persone che comunque hanno commentato in modo negativo, addirittura offendendomi, sono le stesse persone che si sentono a stronzo, sono le stesse persone che si sentono a vatten, e sono le stesse persone che quando mi vedono mi cercano pure la fotografia e l'autografo. Quindi di cosa vogliamo parlare? Va bene così, ma fa parte del gioco ovviamente. Essere un personaggio pubblico purtroppo, ahimè, vuol dire anche beccarsi queste tipologie di commenti negativi. Va bene così. Il mio discorso si conclude qua e basta. Io continuo a fare la mia vita, a fare il mio percorso artistico, continuo ad avere le mie ansie, le mie paure, ma continuo anche ad emozionare le persone che mi amano e mi vogliono bene, e continuo ad emozionarmi con il calore che il pubblico mi dà. Grazie di cuore a tutti, spero che questa cosa si conclude qua, ed io al Bar Diva, che si trova all'uscita di Giuliano Parete, per questo grande firmacopie mi godo questa giornata, perché per me è un grande momento storico della mia vita artistica. La Zeus Record mi ha omaggiato con un grande disco vinile dopo 50 anni della musica napoletana, quindi mi godo questa giornata, mi godo questa grande soddisfazione, perché significa che in 10 anni qualcosa di buono ho fatto pure nella mia vita artistica. Grazie di cuore al mio popolo che mi segue. Continuate sempre ad ascoltare la musica neomelodica napoletana fatta bene, perché io in primis sono una che si è battuta per andare contro queste persone che si reputano neomelodici, che non lo sono affatto. Ecco, ci sono le varie categorie. Magari oggi, a distanza di 2 giorni, ho capito che magari Nino D'Angelo ce l'avevo con qualcuno in modo particolare, ma non si è saputo spiegare. Io se fossi stato in lui magari avrei fatto le distinzioni, avrei detto personalmente nome e cognome con chi ce l'avevo, oppure non mi etichettate a... Quindi dicevo ragazzi, oggi intanto vi aspetto in numerosissimi al Bar Diva, all'uscita di Giuliano Parete in via Pigna 31, per questo grande firmacopie. Il disco lo potete acquistare là stesso, costa 20 euro, muniti di mascherina ovviamente. Ci saranno le persone che gestiranno un po' la situazione, vi aspetto in numerosissimi, non mancate. Quindi voglio godermi questo mese in realtà dove vedrò grandi soddisfazioni sia a livello cinematografiche che a livello discografiche. Grazie di cuore a tutti coloro che credono in me, e continuate ancora a farlo, perché non vi deluderò mai.